Buongiorno e benvenuti a questa speciale edizione di Focus TG dedicata non solo alla cronaca, a tutti gli ultimi avvenimenti che si stanno verificando in Veneto, ma anche alla grande adunata nazionale degli alpini di Vicenza, la 95esima, che è giunta alla seconda giornata. Vi abbiamo raccontato ieri la cerimonia di apertura, l'alzabandiera e poi dall'alzabandiera fino a tutta la notte che ha visto gli alpini festeggiare a Vicenza. Oggi continueremo a raccontarvi tutto ciò che sta accadendo in attesa poi dello sfilamento di domani, che vi trasmetteremo integralmente a partire dalle 7 di mattina. Allora ci colleghiamo subito con Vicenza in diretta, dove si trova per noi Carlo Alberto Inghilleri. Buongiorno Carlo. Buongiorno Filippo e buongiorno a tutti i telespettatori, benvenuti a questa grande festa di popolo, una grande festa delle penne nere che è iniziata ieri, come hai ricordato ai nostri telespettatori, è iniziata ieri con tutte le cerimonie, le celebrazioni di inaugurazione, ma oggi veramente con questo sabato che vi racconteremo in tempo reale, invitiamo tutti a seguirci, a venire con noi, a partecipare a questa adunata nazionale straordinaria, la 95esima. Veramente, come dicevo, è una grande festa di popolo. Vedete che l'afflusso qui dove ci troviamo, nella cittadella degli Alpini di Campomarzo, è continuo, tantissime persone, tantissime penne nere che arrivano, che entrano. Vedete, tanti si ricordano anche dell'epoca della Naja, l'epoca in cui hanno fatto il militare, e allora come non partire da qui, proprio dalla cittadella degli Alpini, nella zona dedicata all'esercito. Qui siamo davanti, vedete, allo stemma della brigata, e quella che vi raccontiamo in questo momento è l'inizio di questa giornata, un inizio che è stato davvero palpitante, scoppiettante, con tantissimi alpini che stanno entrando in questa cittadella che è stata dedicata all'esercito. Vedete, ci sono anche tanti bambini. Sentiamo questo alpino qui, e questo piccolo alpino anche. Allora, Riccardo, ciao Riccardo. È il momento di diventare una penna nera anche per te adesso. Se vuole in futuro, ben volentieri. Allora, in questo momento qui siamo nella cittadella degli alpini. Ha portato qui la famiglia? Sì, sono venuto col bambino. Da dove arrivate? Io sono qua vicino, da Costa Bissara, qua a Vicenza. Sono venuto in bici col bimbo, tanto per fargli vedere e capire cosa ha fatto il papà come leva militare nel corpo degli alpini, e se un domani ci sarà ancora questo futuro da alpino, avrà il proseguimento mio figlio. Ed eccola qui, la nuova generazione degli alpini, gli alpini che continuano a prestare la loro opera importantissima, perché non è soltanto un momento della propria vita che si fa per l'esercito, per la patria, ma è un momento che continua anche con tante attività degli alpini, la protezione civile per esempio. Sì, protezione civile per quanto riguarda anche per lo stesso paese in qualche emergenza, alluvioni, che ne so, e quant'altro. Certo. Gli alpini sono sempre presenti, insomma. Si è dato appuntamento con altri compagni di Naja? Sì, però è molta fatica a trovarsi, perché c'è già di sabato mattina, come vedete, c'è tantissimi alpini, dunque. Un'invasione della città, lo diciamo ai nostri telespettatori, sono circa 500.000 gli alpini che con le loro famiglie sono arrivati qui a Vicenza, una città di 110.000 abitanti che improvvisamente si trova quintuplicata. Bene, e allora buona visita e viva gli alpini di oggi, di ieri e del futuro. Grazie, arrivederci. Allora adesso ci avviciniamo qui al maggiore dell'esercito Boschiana Bailo, che buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qui siamo davvero una fiumana di gente che sta venendo qua a trovarvi, a visitare, anche perché ci sono tanti ricordi del passato, tanti che hanno prestato il servizio nell'esercito, negli alpini. Certamente, per noi è un'ottima occasione ed è un piacere accogliere tutte queste persone, no? Tanti alpini che hanno già fatto il servizio negli anni e vengono a vedere e ricordare quello che è stato appunto la loro attività alpina, no? Incontrare i loro amici, i loro colleghi con cui hanno condiviso tante esperienze, tante attività in montagna, ma è anche un'ottima occasione per i giovani di vedere
cosa si può fare nelle truppe alpine dell'esercito. Quali sono le domande che vi fanno? Intanto quanti sono arrivati da qui, da stamattina, per cui siamo già forse a 4-5 mila persone? Sicuramente sì, sono già fruiti, siamo sicuramente verso la decina di migliaia, direi ormai, come diceva bene lei, questa fiumana letteralmente di persone che vengono a trovarci. Ecco, che cosa chiedono soprattutto i giovani quando vengono qua? I giovani quando vengono qui possono essere proprio informati nel nostro infopoint di Forza Armata su quelle che sono le possibilità di arruolamento nell'esercito italiano, poi in particolare magari nelle truppe alpine. E quindi quali sono le possibilità sia per un giovane ma anche per una persona più adulta che abbia delle expertise già nella vita propria e quindi da poter così dedicare alla Forza Armata e quindi entrare in quello che è il mondo militare. Ecco, considerate che tutto inizia da qua, dall'arruolamento, perché la vita di questi alpini è iniziata con l'arruolamento, con la naia, e oggi continuano a ritrovarsi, quindi è per questo che abbiamo voluto cominciare i collegamenti da qua, perché tutto inizia da qua, dall'esercito, poi è una vita che continua anche fuori dall'esercito, ritrovandosi, facendo festa, ma anche prestando il proprio tempo, le proprie ore alla società, con tante attività anche di protezione civile. Sì, l'attività di protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini è una cosa veramente importante. Il legame che c'è tra noi in servizio, tra le truppe alpine dell'esercito e l'Associazione Nazionale Alpini è una cosa veramente forte che ci porta a cooperare direttamente anche in situazioni di protezione civile, come potreste vedere anche nell'altro settore dedicato proprio a questo ambito. Ma qui in particolare andiamo a vedere quello che è adesso la professionalità del militare, la professionalità dell'alpino dell'esercito, quindi con tutti dei corsi di perfezionamento e dei settori che portano a specializzazioni diverse, oltre che poter vedere l'artiglieria, la fanteria, il genio eccetera nelle loro fattispecie. Maggiore, allora chiudiamo questa intervista con il segreto degli alpini, glielo chiedo a lei, lo dica piano perché non vorrei che lo sapessero in troppi, ma in realtà è l'anima degli alpini, l'anima che voi forgiate qui quando si comincia con l'arruolamento, ma che poi è uno spirito che continua. Qual è il segreto di questo spirito? Ma il segreto dello spirito alpino io direi che è proprio questo, vedere tutta questa gente, questi vecchi alpini come si dice, ma vedere anche tutti questi giovani in questo abbraccio sostanzialmente, e la Dunata è questo. Allora adesso ne arruolerete di nuovi, di giovani, vediamo che c'è già chi incomincia a indossare la mimetica per vedere come gli sta, però poi dopo è un momento anche importante di addestramento ed è una carriera che poi ovviamente porta a grandi sacrifici. Certamente qui non è dedicato al diretto arruolamento ma al fornire informazioni su quali possono essere le possibilità, poi ovviamente ci sono i vari bandi di concorso, ma che loro poi che sono specializzati proprio in questa attività informativa possono sicuramente descrivere precisamente ad ogni interessato. Bene, io ringrazio il maggiore Boschian Bailo dell'esercito italiano, grazie, buona attività, buona continuazione. Ringraziamo noi tutti quanti voi che venite a visitarci e così vi aspettiamo numerosi. Bene, grazie. Allora, avete sentito, qui comincia tutto con l'arruolamento, però poi dopo la vita degli alpini è una vita che continua per tutta la vita, continua per sempre, si rimane alpini nello spirito, e quelli che stiamo vedendo qua, questi 500.000 che stanno arrivando con le famiglie, sono alpini nello spirito, sono alpini che hanno iniziato nell'esercito ma che poi oggi portano avanti questa idea, questo spirito, questa voglia di ritrovarsi e di dare il proprio tempo alla società, anche per aiutare chi ha bisogno. Sugli alpini ci si può sempre contare. E allora cominciamo qui il nostro racconto. Adesso noi ci immergiamo nella adunata perché sta arrivando la banda, però ci sono tanti luoghi della città che stiamo raccontando, tanti quartieri, e allora io adesso do la linea perché sicuramente ci sono altre cose interessanti che vi possiamo raccontare, ma noi tra poco vi richiederemo la linea perché andiamo a immergerci proprio nella vera e propria adunata in Viale Roma. Certo, grazie a caro Alberto Inghilleri. Infatti noi ci trasferiamo adesso in un'altra zona di Vicenza, andiamo da Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando, dove ti trovi?
Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo in uno dei campi cosiddetti spontanei, siamo in via Farini, siamo a poca distanza dal centro storico, ma soprattutto è importante con chi siamo, perché c'è una sorta di cortocircuito, perché siamo con gli alpini della zona di Biella, perché l'anno prossimo tocca a loro, quindi cominciamo con uno sguardo al futuro, ma cominciamo. Prima di presentarli, facciamo vedere, Edoardo, che cosa stanno preparando. Io spero che lo stiano preparando anche per noi, perché l'ora è buona per una merenda. Sarà una giornata lunga per tutti quanti. Insomma, loro hanno già fatto colazione, penso che sia non la prima colazione, la seconda, la terza colazione, ma scherzi a parte, insomma, entra nel vivo la Dunata e avete anche una bella responsabilità. Beh, la responsabilità è sicuramente tanta verso Vicenza, che cerchiamo di dover fare una buona Dunata e comportarci soprattutto bene. Qua siamo un gruppo appunto di un piccolo paese della provincia di Biella, abbiamo insieme 6 o 7 gruppi che ci seguono da qualche anno. E con noi ci sono 28 elementi della fanfara di Pralungo, poi diciamo che sono un po' tutto il nord Italia, perché negli anni appunto conoscendoci abbiamo fatto questa bellissima unione. Siamo qua, adesso aspettiamo ancora qualche minuto, poi inizieremo a far da mangiare, perché siamo più o meno una 70 qua sotto ed è un bel impegno. Allora, finché Edoardo ci fa vedere, perché si sono portati strumentazioni decisamente importanti e interessanti. Infatti noi ci siamo guardati attorno, abbiamo detto da dove partiamo con questo racconto della Dunata, e inizia tutto da qui, inizia tutto dal mangiare. Ma il mangiare e il bere, e voi lo sapete meglio di me, a parte le attrezzature, vuol dire lo stare assieme, vuol dire la convivialità. Ecco, c'è anche un dispositivo medico, questo è un presidio, possiamo dire che è un presidio medico contro il mal di testa. Immaginiamo, ci sono anche delle canzoni che parlano di questo, ma com'è andata finora? Da quanto siete qui e com'è andata questo inizio della festa? Allora, noi siamo arrivati martedì a mezzanotte più o meno, anche perché appunto dobbiamo montare tutto un accampamento non indifferente. La festa è andata molto bene, tra l'altro Vicenza bellissima, con delle piazze bellissime e soprattutto della gente molto cordiale che ci ha voluto, quindi viva Vicenza e grazie Vicenza innanzitutto. Ma in questo avremo modo da ringraziare domani alla sfilata, dove riusciremo a avere proprio anche la gente di Vicenza che ci guarda. Ecco. Con questo applauso di Viva Vicenza, che fa un enorme piacere, perché abbiamo visto l'impegno che è stato messo per organizzare questa Dunata, l'abbiamo seguita passo passo ed effettivamente è una macchina organizzativa enorme, ma stanno rispondendo un numero infinito di alpini. Noi siamo qui da questa mattina e non vediamo altro che penne nere, cappelli che si muovono, e non solo, perché ci sono tantissime famiglie, tantissimi amici, quindi le prospettive per una festa fantastica. Soprattutto voglio dire che anche i bambini possono girare tranquillamente, che gli alpini ci pensano anche loro alla loro gestione in tanti casi. Prima di salutarci, allora, avete detto che c'è anche una fanfara. Sì. C'è qualcuno dei componenti della fanfara o sono... Guarda. Ah, bene. Lei è la for president. Benissimo, allora. Prego, Enza, tocca a te. Io sono il presidente della fanfara Alpini Pralungo, Biella. Fantastico. Che cosa avete preparato? Che cosa ci suonerete da qui a domani? Di tutto. Abbiamo preparato di tutto, siamo pronti a tutto. Chiedete, noi suoniamo. Semplicemente quello. Per la mia fanfara questo ed altro. Attenzione a chiedere, perché noi chiediamo, ci organizziamo, magari... Allora, intanto diteci quando suonerete fra oggi e domani, se avete qualche... Domani siamo in sfilata alle 11, più o meno all'incirca, e sfileremo con Biella. Niente, siamo una quarantina di elementi. Avete qualche fuori programma fra oggi e domani? Fate qualche concerto? Siete da qualche parte? No, fate qualche spettacolo? Concerti niente, siamo itineranti, suoniamo in maniera itinerante. Benissimo, allora verremo a prendervi quando sarete itineranti. Io a questo punto chiuderei questo collegamento dando la linea a chi viene dopo di noi, però prima di lasciare gli alpini, intanto vedo che hanno già pronti i bicchieri per il brindisi. A questo punto
un brindisi ideale. Allora, iniziamo questa diretta dai campi con un brindisi ideale fra Vicenza e Biella, e quindi eccolo qua. Beviamo. Tutto il mondo fa cin sollevando il bicchiere di vin, cin e viva gli alpini, cin. A noi, grazie Vicenza. Mi sembra che il messaggio sia molto chiaro: e viva gli alpini, viva Vicenza, e viva Biella, e faremo tempo a darci l'arrivederci all'anno prossimo. Ora noi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Garavello. Noi adesso ci spostiamo e andiamo a Bassano del Grappa, sul Ponte Vecchio, dove si trova per noi Alex Giuliano. Buongiorno. Si alzano presto la mattina. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Noi siamo sul Ponte Vecchio, il ponte degli Alpini di Bassano, un ponte che unisce Bassano a Vicenza, che unisce tutta l'alpinità. Ebbene, come potete vedere, grazie alle immagini di Renzo Rigon, il ponte è letteralmente invaso da penne nere, da turisti, da appassionati, da gente che ha voluto esserci oggi e che ci sarà domani a Vicenza. Ma adesso ci avviciniamo al gruppo CLES sezione Trento. Loro stanno intrattenendo turisti e appassionati sul ponte e ci dedicano le loro canzoni. Il clima, sentite gli applausi, il clima di festa è davvero straordinario. Vogliamo intanto lanciare un saluto a tutti i nostri telespettatori dal gruppo CLES della sezione Trento. CLES Val di Non. Ecco, un saluto a tutti e arrivederci all'anno prossimo. Dobbiamo ancora festeggiare, dobbiamo ancora fare quella di quest'anno, quella dell'anno prossimo ci pensiamo. Domani sarete a Vicenza. Domani siamo a Vicenza, noi abbiamo anche stasera, domani facciamo una sfilata verso le 4 pomeriggio. Ecco, Allora vogliamo adesso dedicare una canzone ai nostri telespettatori, vediamo di tenere alto lo spirito alpino, questo clima di festa. Vi lascio alla musica e alle canzoni di questo gruppo alpini. Grazie, dunque queste le immagini che ci arrivano in diretta da Bassano. Avete visto anche Vicenza, come la festa sia cominciata. Noi adesso per un attimo voltiamo pagina, vediamo alcune notizie di cronaca. Tragedia sfiorata ieri sera a Bessica di Loria, un automobilista ha investito un sedicenne ed è scappato.
Un giovane ciclista investito da un'auto con il conducente del mezzo che si dà alla fuga e poi viene individuato dai carabinieri. È il bilancio di quanto accaduto ieri sera attorno alle 19:30 a Bessica di Loria, in via Cantoni. Un sedicenne che stava pedalando in sella alla propria due ruote è stato centrato da una Peugeot 208 guidata da un 28enne del posto. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, al posto di fermarsi ha proseguito la propria corsa, venendo successivamente rintracciato grazie alle indagini eseguite dai carabinieri della compagnia di Castelfranco al lavoro per i rilievi di quella che poteva essere una tragedia. Il ragazzino, soccorso dal 118, è stato elitrasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso in condizioni serie. Il guidatore è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. E adesso torniamo da Carlo Alberto Inghilleri, che si trova a Vicenza per noi, credo era all'ingresso fino a poco fa della cittadella degli Alpini. Vediamo dove si trova adesso. Carlo. Ancora un istante, forse non è ancora pronto, per cui noi andiamo avanti, credo, con il nostro telegiornale in attesa che Carlo Alberto Inghilleri sia disponibile. E dunque, vi diamo la notizia di un tragico fatto che si è verificato in provincia di Venezia. Un 57enne di Noale ha aggredito l'ex compagna. Lei ha deciso di denunciare l'accaduto e alcune ore dopo l'uomo si è tolto la vita. Una storia finita, lui che non riesce ad accettarlo, aggredisce l'ex compagna, poi si toglie la vita. È accaduto tra lo scorso fine settimana e mercoledì a Marghera, dove un tempo i due vivevano insieme. 48 anni circa lei, 57 lui, entrambi dipendenti di Veritas in terraferma come operatori ecologici. Si erano lasciati da circa 2 mesi, ma il 57enne non era d'accordo con la fine della relazione e martedì, fosse dopo l'ennesimo diniego, l'ha aggredita con violenza. Dopo averla picchiata avrebbe tentato di strangolarla, ma questa volta l'epilogo per lei è stato diverso da quello di molte altre donne che invece non sono riuscite a salvarsi. L'ex compagno infatti si è fermato prima che fosse troppo tardi. Poco dopo l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre. La donna, originaria di Chioggia ma residente a Mestre, non era in pericolo di vita. I segni di aggressione però erano evidenti, per questo è stata trattenuta alcune ore secondo il protocollo di protezione che si attiva in questi casi, poi dimessa. La segnalazione alla polizia è scattata come da protocollo, ma lei avrebbe poi dovuto sporgere denuncia contro l'ex. Lui invece, dopo aver lavorato quello stesso pomeriggio, non ha più risposto al telefono e il giorno dopo è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Noale. Dopo qualche anno di convivenza in passato, la donna aveva ora deciso di lasciarlo e tornare libera, ma lui avrebbe iniziato a manifestare arroganza nei suoi confronti, fino all'aggressione, che questa volta non si è conclusa tragicamente. Sconcerto nel paese dell'uomo. Non si può dire al di fuori di quello che succede in una famiglia, in una casa, perché chi ha commesso o ha subito sa cos'è successo. Dal di fuori non si può forse dare un giudizio. È inutile secondo me. Non lo so le dinamiche, cioè per quello non mi sento proprio di... perché ci sono tanti aspetti. Non era amore, è che il mondo va a rotoli. E allora lasciamo la cronaca e torniamo alla Giornata Nazionale degli Alpini. Ci colleghiamo nuovamente in diretta con Carlo Alberto Inghilleri a Vicenza. Eccoti. Sì, buongiorno, eccoci qua, ci siamo subito ricollegati perché qui la festa è davvero grande, vedete che si saluta. Ecco. Ciao, come va? Arrivate? Da Recoaro. Da Recoaro, pensate, però manca la penna. Sono alpino. Ah, lei non è alpino? Simpatizzante. Simpatizzante, sì, perché una cosa bella in queste occasioni, queste manifestazioni, è che alla Dunata non vengono solo gli alpini, perché tutti sono alpini, un po' tutti si sentono alpini, perché è uno spirito da portare avanti. Le nostre origini, i nostri nonni, che sono
qualcuno è morto in guerra, qualcuno è stato disperso, i ricordi di noi avanti. Quindi insomma avete sentito, sono ricordi di vita, di famiglia, insomma è il sangue alpino che scorre nelle vene. Bravo, giusto. È il sangue alpino, guardate, anche questi ragazzi, anche voi siete di Recoaro? Sì, tutti di Recoaro. Tutto gruppo di Recoaro, vedete? E qui, ma voi li sapete i canti alpini? Sì. Prova, dai. Qua ci vogliono le 4 voci. Ah, ci vogliono le 4 sì. voci. Allora, chiama subito i tuoi amici, Chiama gli amici, fate le prove che poi torniamo e facciamo. Ok, dai, grazie. Buona continuazione. Allora, ecco qui un altro alpino. Buongiorno. Questo è un cappello che ha quanti anni? Allora, questo cappello ha 80 anni. È un cappello storico perché era di un mio zio morto in guerra nel 45. E dopo lo ha portato mio papà per tantissimi anni alle adunate e adesso sono qui con questo cappello. Una sola parola, brividi, perché anch'io con questo cappello, però sono un alpino vero da Tai di Cadore, ho fatto il servizio militare a Tai di Cadore e adesso siamo qua a Vicenza. Qui a Vicenza per questa adunata nazionale è un grande evento perché Vicenza è una città alpina. Esatto, e io sono 33 anni che le aspettavo. 33 anni che aspettavo. Esatto, dal 1991. Bene, esatto. Allora buona continuazione, fortunato di nome e di fatto, sì, perché ovviamente Tai di Cadore, certo, l'origine che è sempre importante. E un attimo che qui c'è un alpino di razza. Buongiorno. Allora, quanti anni ha? Io ne ho quasi 88. Ecco, perché alle belle donne non si chiede mai, però ai signori che, tra l'altro, insomma, si vede che... Belle donne. Ecco, ma lei è venuto qua e si è alzato presto, perché l'adunata richiede partecipazione. Questo cappello, quanti anni ha questo cappello? 52, il cappello è del 58-59 militare. Quanti ricordi? 60-88. Quanti ricordi? Tutto, mi ricordo tutto, le Dolomiti specialmente le ho fatte volentierissime. E allora oggi a 88 anni, in splendida forma, qua con il cappello da alpino, la sua penna nera, che cosa vuole raccontarci? Ci racconti qualcosa? Perché lei è una memoria storica. La penna nera è un'amicizia che abbiamo da tutto il mondo. Perché domani c'è qui anche tutti quelli esteri che sono dei emigrati ai tempi là. Ecco, domani ci saranno anche gli emigrati che tornano. Gli anni allora cerchiamo di rivedersi, insomma, anche di massa, ma almeno ci vediamo. Certo, è un'occasione per ritrovarsi. Bene, la ringraziamo, come si chiama? Mignotti Angelo. Angelo. Brescia, vicino Salò. Brescia, vicino a Salò. Benissimo. Arrivederci. Quant'è che ci vediamo? È già andato in onda, la stanno guardando. In questo momento in cui lei chiede, già è stato accontentato. Siamo andati in onda. Io vorrei arrivederci, buona continuazione. Allora, è una grande festa, signori. Venite. Vogliamo farvi vedere questa festa, che è una festa anche di musica, perché lo sapete, gli alpini sono anche questo, sono musica. Eccoli qua, guardate, ecco che cantano, cori spontanei. Evviva gli alpini, guardate, qua si va di Chardonnay, di Soave, mica poco, signori. Da dove arrivate? Arriviamo dal Trentino, dalla Valle di Sole. Valle di Sole. Lei è quello che è stato destinato a suonare il... Lo porto in giro. Lo porta per sicurezza, poi dopo si vede. Tanto qualcosa succede sempre. Io faccio l'oste, sì. È quello che decide le bottiglie giuste. Ok. Ha detto alla mescita. Sono sommelier io, sono sommelier.
sono organizzati bene, devo dire che ognuno ha il suo ruolo e tra l'altro ecco che stanno ripartendo. Allora, com'è qua la città, Vicenza? Abbiamo trovato una bella accoglienza, la gente è molto disponibile anche a fornire indicazioni a noi un po' sprovveduti. Un bel tempo finalmente abbiamo trovato, perché da noi era freddissimo. Siamo molto contenti. Beh, ha fatto freddo un po' in tutta Italia, siamo fortunati perché il cielo è amico degli alpini. In occasione della dunata splende il sole, sì. Non c'è una nuvola in cielo. Esatto, insomma, bellissimo, bellissimo. Speriamo anche domani, perché domani sarà il clou di questa festa. Domani il clou, intanto voi suonate, cantate, bevete, vi divertite e portate lo spirito alpino. Esatto, esatto. Speriamo che anche i cittadini di Vicenza siano felici di questo. Assolutamente, abbiamo visto tanti cartelli, tanti striscioni con scritto benvenuti alpini. Sì. Abbiamo visto infatti una bella accoglienza già all'ingresso della città. Noi siamo accampati alla città Trento, quindi noi siamo radunati tutti dal Trentino, tutti lì. Quindi dopo l'uscita in città c'è comunque un momento di ritrovo anche ai campi. Bene, e allora buon divertimento. Grazie. Divertitevi, divertitevi. Eccoli che sono ripartiti con il coro. Come c'era l'epoca direi che questa, sentite, li lasciamo continuare con questo coro. Noi ci stiamo per spostare in altre zone, ma è una grande festa, a voi la linea. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri, e noi la linea la cediamo subito al nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, dove sei? Buongiorno Filippo, buongiorno, ho appena sentito Carlo Alberto Inghilleri e devo dire che l'atmosfera in centro è veramente importante e soprattutto è davvero carica. Io mi trovo nelle retrovie, come si dice in gergo, ovvero mi trovo negli accampamenti, in particolare nella zona Anconetta, che è la zona verso Treviso, la zona estrema della periferia della città di Vicenza, verso Treviso, dove ci sono gli accampamenti, e sono venuto a trovare questo accampamento particolare perché è l'accampamento del gruppo alpini di Teolo e Vo, e quindi andiamo a incontrare gli alpini che sono stati impegnati in prima linea durante il Covid. So che da una parte c'è la grande festa, ma qui va ricordato proprio lo spirito alpino, e poi incontreremo anche gli alpini del Comelico Superiore, perché hanno un'iniziativa davvero particolare. Ma allora incominciamo con il capogruppo degli alpini di Teolo Vo. Buongiorno capogruppo. Buongiorno. Intanto un primo assaggio di questa adunata di Vicenza, com'è? Molto calorosa, e diciamo ringraziando il cielo che quest'anno abbiamo del bel tempo, a differenza dell'anno scorso che eravamo a Udine. Ecco, diciamo che adesso ci siamo collegati in centro, stanno già cantando, stanno già brindando e quant'altro. Qui l'atmosfera è più calma perché la retrovia serve per, come dire, riposare, no? Riposare, sì. Ecco, questo per dire, Filippo, che qui non troverai, diciamo così, il movimento, la movimentazione che vedi in centro, ma perché qui gli alpini vengono a ricaricarsi di fatto. Anche perché stiamo preparandoci per il pranzo e tutti quelli che potranno venire qui e organizzarsi. Poi, ad esempio, ieri sera avete invitato degli altri gruppi. Quanti eravate ieri sera qua? Ieri sera eravamo un'ottantina. Ecco, lo spirito alpino significa ritrovarsi almeno una volta all'anno. Ma anche di più, diciamo, non solo una volta all'anno, perché sennò non ci sarebbe più quel calore che abbiamo noi alpini. Ecco, cerchiamo di vederci da spesso. C'è anche la Triveneta. Beh, a Bibbione quest'anno, Esatto, abbiamo a Bibbione, e di conseguenza ogni tanto capita che oltre a quello che dobbiamo fare nell'ambito nostro, nell'ambito del gruppo e della sezione di Padova anche, insomma, ecco. Insomma, mi sembra bene. Senta, velocemente, gruppo alpini di Teolo Vo, siamo venuti qui perché per voi l'esperienza del Covid è stata fondamentale, e soprattutto senza di voi forse il comune avrebbe avuto molti più problemi. Come ricordate quel tempo? Adesso che siamo sì in festa, ma vanno ricordati anche quei momenti. Stiamo
ricordo che ci siamo anche un po' spaventati, ecco. Ma il sindaco ci ha fatto capire, il sindaco di Vo ci ha fatto capire subito la gravità della situazione. E allora ha detto: cercate di darvi una mano per quello che potete, va bene, e mettervi a servizio della gente e della popolazione, perché a quei tempi là chiedevano altro che cosa facciamo, cosa succede, tutto un insieme che terrorizzava fra l'altro anche. Ecco, però la disciplina alpina, il movimento alpino è quello che poi vi ha dato una mano. Poi lei è nonno, mi pare di capire, e poi voi avete questa iniziativa dei campi scuola che avete aderito, giusto? Sì, io ho un nipote, va bene, che è già il secondo anno, che fa il campo scuola organizzato dagli alpini. Viene portato a Bassano per 15 giorni, va bene, e là gli insegnano tutto, gli insegnano roccia, le prime interventi se uno si fa male, e poi fanno marce, hanno visitato l'Ortigara, Cima Grappa, il Pasubio, la mattina li facevano alzare con l'alzabandiera presto, comunque è un bel insegnamento per il campo scuola. Ecco, ma l'ha visto cambiato suo nipote? Sì, l'ho visto molto cambiato, perché mi ricordo che quando l'ho portato via il primo giorno era serio, e là gli hanno intervistato, lo hanno detto: ma come mai che sei venuto qui? Sei venuto di tua spontanea volontà? No, ho detto, è stato mio nonno che mi ha mandato, perché lui era un vecchio alpino e di conseguenza ha voluto che io provassi questa esperienza. Di conseguenza oggi come oggi è contentissimo, anzi ha voluto tornare con entusiasmo. Insomma, per i nostri telespettatori di Rete Veneta consiglierebbe ai genitori, ai nonni, ai genitori I ragazzi devono essere da 16 anni a 25 anni, c'è la possibilità di fare i campi scuola organizzati e istruiti dagli alpini, fatti dagli alpini. Ma vale la pena farli? Vale la pena farli, sinceramente. Grazie al capogruppo, adesso abbiamo ancora un po' di tempo, quindi andiamo invece dagli amici del Comelico Superiore. Perché andiamo agli amici del Comelico Superiore, andiamo dal capogruppo e da uno degli alpini? Perché? Perché qui vogliamo parlare di un'iniziativa che voi fate a settembre, vero? Sì, il pellegrinaggio al Passo della Sentinella, che era un pellegrinaggio storico partito, il primo l'hanno fatto nel 1919. Diciamo dov'è intanto? Perché la Sentinella è in provincia di Belluno, Comelico Superiore, a confini con l'Alto Adige. È un passo che è quasi 3.000 metri. 2.717 metri il passo, e poi sopra c'è cima 11 che sono 3.098 metri. Tutte le cime attorno sono sui 3.000 metri. Ed è il confine tra Veneto e Alto Adige. Allora era tra Veneto e Austria. E quindi era proprio il confine di guerra? Sì, era un punto strategico. Lì è stato teatro di battaglie, non di battaglie, diciamo che quello lì è stata un'impresa più alpinistica che bellica, perché è stata una cosa che ha dell'incredibile. Cioè a 3.000 metri? Ancora ai giorni nostri, perché è stata fatta tutta in inverno, con gli austriaci da una parte che non pensavano a una cosa del genere, che poteva esserci gente su. È partita il 31 di dicembre a Forcella Giralba, hanno fatto cima 11 in tutte le soluzioni possibili, finché il 16 aprile sono arrivati sul Passo della Sentinella, conquistandolo con nessuna perdita. Ripeto, è stata un'impresa che ha Perché fare questo pellegrinaggio ogni anno? Ma per ricordare, noi lo facciamo non per ricordare tanto il discorso dell'azione bellica, anche perché al pellegrinaggio partecipano gli austriaci, allora nemici. È un modo per trovarci, è un modo per ricordare e anche per far vedere alla gente, visto i tempi che corrono adesso, che forse è meglio stare buoni, tranquilli e non pensare a guerre e cose del genere. Martini, come si svolgerà questo 7-8 settembre, velocemente? Allora ci sarà una messa, mi pare di capire. Allora, il 7 settembre, che è di sabato, ci sarà sotto il Passo della Sentinella una celebrazione, una Santa Messa con l'onore dei caduti. Ecco, l'accesso potrà essere fatto o a piedi o ci sarà anche un elitrasporto per chi non riesce a arrivare su, perché bisogna essere non solo attrezzati ma anche allenati a arrivare a quelle quote. E domenica? E la domenica ci sarà poi una sfilata tra il paese di Rosoledo e il paese di Padola, no? In un ambiente non cittadino ma molto agreste, con un paesaggio diciamo che insomma non da poco, ecco. Insomma, voglio dire, ma bisogna essere solamente alpini per partecipare? No,
perché no, assolutamente, noi come alpini siamo inclusivi, quindi noi tutti quelli che vengono ben accetti, insomma, no? È chiaro che la sfilata sarà solo di alpini, ma insomma la gente che ci sarà è come qui, no? A Vicenza ci sarà anche tanta altra gente, no? Mentre per quando si va in su bisogna essere attrezzati. Ripeto, come diceva Graziano, per chi sale a piedi bisogna avere un minimo di allenamento e essere anche attrezzati, non partire proprio allo sbaraglio. Con le ciabattine? Con le ciabattine no, li picchiamo chi arriva con le ciabattine. No, poi c'è anche l'elitrasporto, quindi per le persone insomma vi aspettate. E poi tutte le notizie le trovate, ci si trovano in un sito oppure sul sito, su Instagram, su Facebook del gruppo Alpini di Comedico Superiore. Insomma, digitate il gruppo Alpini Comedico Superiore. 1966, il 50° della presa del Passo Sentinella, io ero lì. E siamo andati su e c'era anche lì, allora gli alpini erano molto più giovani, diciamo, no? Però c'era uno che che poi è diventato generale, fra l'altro è stato capitano anche di mio papà al battaglione Cadore a Tai, il capitano Cunico era, e il generale Cunico che aveva i suoi anni, fra l'altro era senza un braccio perché aveva perso in guerra 15-18 un braccio, e l'hanno tirato su con le corde, non c'era l'elicottero, quindi l'hanno tirato su con le corde fino in cima al passo. Grazie, mi pare che insomma abbiamo raccontato abbastanza per questo primo collegamento. Noi piano piano ci avviciniamo verso il centro, quindi verso lo sfilamento, verso la grande festa. Prossimo collegamento da un altro campo. A voi la linea. Grazie a Lucio Zanato e ai suoi ospiti. Noi ci trasferiamo immediatamente dalle retrovie, come le ha definite Lucio, alla prima linea dove si trova per noi Ferdinando Garavello. Non faccio pubblicità occulta. Sì, siamo effettivamente in prima linea e più che altro qui ci stanno facendo vedere cosa stanno mettendo su per il pranzo, intanto che la fanfara si prepara. Allora, che cos'è questo? Giusto per sapere. Sono raviolini a forma di cuore, toma e nocciole del Piemonte. Ecco. Sapete che da una certa linea in poi il formaggio si chiama toma perché è diverso da quello che si fa qui in Veneto. Noi vediamo se riusciamo a fermare per la toma, ma vediamo che c'è già il fuoco. Guardo che facciamo vedere. Prima ci aveva fatto vedere anche che cosa salirà su questa griglia. Vediamo se ce lo fa vedere ancora. Allora, questo è un bottino di guerra decisamente interessante, quindi voi ben capire come si mette la giornata da queste parti, ma prima di mangiare e festeggiare bisogna fare un po' di musica. Vieni Edoardo, seguimi, perché la fanfara è pronta per noi, ma prima si presentano. Vi siete presentati prima quando eravamo qui? Dovete ripresentare perché siete schierati. Ci ripresentiamo Fanfara Pralungo, Biella, gruppo La Piola, canteremo insieme, misti per Vicenza. E allora per Vicenza suonate. Forse qualche problema con il... Eccoci.
Allora, immagino che noi e i nostri telespettatori sentiranno tante volte 33, questa è la prima di questi 2 giorni. Noi vi cediamo la linea. Grazie Ferdinando Caravello, noi proseguiamo intanto con il telegiornale, tra poco torneremo a collegarci con Vicenza Processo d'appello bis per l'accoltellamento di Marta Novello. È stata disposta una nuova perizia sulla giovane, all'epoca quindicenne, che aggredì la studentessa di Mogliano Veneto. Processo d'appello bis per l'accoltellamento la sera del 22 marzo 2021 a Marocco di Mogliano della giovane Marta Novello. Invece che una sentenza come ci si attendeva, la Corte ha letto al termine della Camera di Consiglio un'ordinanza che dispone una perizia che accerti la maturità dell'imputato, il giovanissimo aggressore della ragazza, all'epoca quindicenne, oggi diciottenne, difeso dall'avvocato Matteo Scussat. I giudici veneziani hanno nominato a questo scopo il dottor Alessandro Pesavento, rinviando il conferimento dell'incarico e il giuramento al 29 maggio. Lo specialista deciderà se accettare o meno il compito che gli verrebbe affidato. Non è chiaro infatti come sia possibile valutare oggi, a 3 anni dai fatti, la maturità del ragazzo che, giovanissimo, aggredì Marta colpendola con un coltello 23 volte finché degli operai che passavano di lì in quel momento non lo fermarono. Tra l'altro, dal luglio 2022 l'imputato, rilasciato per un errore burocratico, si trova a Londra. Lo psichiatra infantile Giovanni Battista Camerini aveva riscontrato nell'allora quindicenne una semi-infermità che insieme alla minore età avevano comportato una condanna in primo grado a 6 anni e 8 mesi di reclusione, ridotti a 5 in appello. Per la Cassazione la correlazione tra vizio parziale di mente e immaturità del ragazzo non è stata sufficientemente chiarita. Da qui la revisione del processo e la scelta della Corte d'Appello, per sciogliere il nodo, di disporre una nuova perizia. L'imputato andava assolto per difetto di imputabilità. Il fatto che per la seconda volta sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dimostra che l'assunto accusatorio è critico e che su tale punto ad oggi difetta una prova certa di colpevolezza. Nessun commento della famiglia Novello, rappresentata dall'avvocato Alberto Barbaro. Prendiamo atto, eventuali dichiarazioni, spiega, saranno rese solo all'esito del processo bis. E dopo la violenta rissa in Camposanti Apostoli a Venezia, la paura e la rabbia dei residenti che chiedono al comune di prendere provvedimenti. Sangue e follia per la rissa terminata con 2 ferite a Venezia in Camposanti Apostoli è scoppiata perché un cliente del kebab non voleva pagare il conto della birra consumata poco prima e per questo ha utilizzato tavolini e sedie del vicino locale per sfasciare tutto, ferendo uno dei dipendenti e ferendosi a sua volta. Il fatto giovedì sera poco prima delle 21, oggi le tracce di sangue visibili in tutta l'area, sui masegni, cioè la pavimentazione, persino sulle panchine e su sigarette e mozziconi gettati a terra. Le testimonianze sul perché della pericolosità dei citati 2 locali dei residenti chiedono l'anonimato per paura di ritorsioni. Però il problema è appunto che questo bar, il Riccio, è aperto fino alle 3 di notte, il kebab all'1, a volte anche oltre, e abbiamo tutta la movida della Misericordia degli Ormesini che viene qui a farsi il penultimo, l'ultimo eccetera, e sono già molto alticci e agitati. A confermare la pericolosità di buona parte della gente della notte anche lo stesso kebabbaro. E voi avete paura? Sì, è normale di rischio, no? Perché vieni qua, perché qua perché il nostro uno di adesso di legge qua dopo alle 9 non puoi vendere birra, no? Noi non vendo birra. E quando arriva di loro perché non vendi? Perché quello fa casino. Residenti che chiedono un intervento a gamba tesa del sindaco Brugnaro. Vogliamo che vengano controllati i bar che segnaliamo e che riducano l'orario di chiusura. Allora, questa è la situazione a Venezia, ma noi adesso torniamo dagli Alpini, andiamo a Bassano del Grappa da Alex Giuliano. Alex. Filippo, come puoi vedere, come possono vedere i nostri telespettatori, il ponte degli Alpini di Bassano è davvero un'esplosione di entusiasmo, di passione, di alpinità. Noi siamo in compagnia di 2 straordinari musicisti, diciamo così, perché stanno intrattenendo veramente tutti e stanno riscuotendo un grande successo. Abbiamo Sabrina da San Zenone. Sì, ciao a tutti. E Marco Picchiottino dal Canavese, ciao a tutti. Allora, adesso li ascoltiamo perché poi abbiamo tanto da dirvi, da raccontarvi, però insomma
quando c'è un abbraccio così caloroso, quando c'è così tanto entusiasmo, vuol dire che c'è una grande festa e non c'è festa senza musica. Quindi musica! Allora Filippo, teniamo un attimo la linea e teniamo anche loro due qui, perché c'è una sorpresa che mi hanno detto adesso in diretta, perché proprio oggi abbiamo scoperto che c'è uno sposo che è pronto a dire il suo sì. Ci avviciniamo a... Vieni con noi, ci avviciniamo al centro del ponte. È una festa nella festa. Gli dedichiamo, intanto come ti chiami? Marco. Quando ti sposi? Il 22 giugno. Qui a Bassano per festeggiare sia gli alpini che chiaramente insomma il fatto che tra poco ti legherai in una meravigliosa storia d'amore. Certo, certo. E allora adesso chiediamo a loro, visto che lui si sposa, di dedicargli una bella canzone con cui chiudiamo poi il nostro collegamento per il nostro novello sposo. Contro chi ti sposi, chiedono. Come si chiama la compagna? Valeria. Allora, dedicato a Marco e a Valeria, musica dal ponte. La marcia nuziale. La marcia nuziale. Auguri a Marco. Guardate che entusiasmo, che meravigliose immagini, grazie a Renzo Rigon qui dal Ponte degli Alpini di Bassano, dove tra poco vi richiederemo la linea. Filippo, se dici ci vediamo tra poco. Certo, senz'altro. Grazie ad Alex Giuliano in diretta dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Noi invece adesso torniamo a Vicenza e ci colleghiamo con Omar Costantini. Buongiorno. Eccoci qua di nuovo in diretta continua questa giornata anche con gli amici di Rete Veneta. Siamo lungo il percorso di corso e ricorso, come viene da dire, Corso Palladio. Come potete vedere le immagini parlano da sole, una marea, una fiumana di tantissimi alpini di ieri, di oggi e anche di domani presenti quest'oggi e fino a domenica qui a Vicenza. Allora andiamo subito a sentire velocemente un po' di persone. Ecco qua, Bodì, da dove arriva? Buongiorno, da Feltre. Da Feltre, da ieri immagino che... Sì, siamo arrivati ieri sera, sì. Come sta andando, Sentori? Bene, stiamo facendo un giro in centro, adesso andiamo a mangiare, ma insolito. Dove ha svolto il servizio? Scusami? Dove ha svolto il servizio? Feltre, in caserma Feltre, sì. Ha giocato in casa? Ho giocato in casa, Complimenti e buona giornata anche a lei. Allora andiamo in giro, vediamo qua il signore da dove arriva, Bondì. Da Cuneo. Da Cuneo, ecco, dove ha svolto il servizio? A Cuneo. Sempre Cuneo. Stiamo beccando tutti quelli che hanno fatto servizio in casa, come si dice. Okay. Senta, le adunate sono sempre un qualcosa di particolare, no? Sempre. Molto sentite perché ci ritroviamo con i commilitoni, amici e comunque chi ha fatto il militare che come noi sa cosa.
Certamente, allora la lasciamo continuare nel suo divertimento. Vediamo altri, ecco qua, vediamo il signore qua, buongiorno, siamo in diretta su Rete Veneta. Buondì, da dove arriva? Abruzzo. Abruzzo, vedo che avete il carro merci lì. Il carro merci, sì. Ma costa di più o meno la benzina lì? No, lì non costa niente. È a costo zero? A costo zero. Bene, la lasciamo, se no rischia di perdere il treno, come si dice in questi casi. Vediamo qui altri amici, da dove arrivate, buondì? Da Teramo. Da Teramo? Sì. Dove ha svolto il servizio? Il servizio l'ho svolto a Udine. Ho fatto il genio pioniere e mi sono aggregato con gli alpini. Ti sei divertito? Sì, tanto. Grazie a lei. Allora ci giriamo, qui vediamo un alpino un po' particolare. Salve, ciao. Ecco, dove ha svolto il servizio? Beh, io ero lagunare ma ho amici alpini. Bene, allora non cambia nulla a livello di naia, l'importante è essere sempre vicini a tutti. Gli amici. Bene, grazie a lei. Allora andiamo in giro un attimo, vediamo un'alpina, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, dove ha svolto il servizio? Io nel cuore. Ecco. C'ho il nonno, zio, marito, fratello, tutti alpini. Un po'. Al quinto reggimento di Dervio lei, è una cosa seria, il quinto reggimento alpini sulla via Montenero a conquistare. Complimenti e buona donata, come si dice. Allora andiamo velocemente, siamo proprio in mezzo alla gente, ci giriamo in presa diretta, ecco qua, vediamo da dove arrivano, da Brescia, sezione di Brescia. Certo, i bresciani ci sono. Come va? Tutto bene? Benissimo. Cosa è più bergamasco, no? No. Non è bergamasco, come parlo? Noi siamo bresciani, siamo mica bergamaschi. No, dicevo io come parlo. No, più bergamasco, non è bresciano. No, noi siamo bresciani, doc. Poi quest'anno siete capitali insieme della cultura. No, l'anno scorso basta, fine. Noi siamo differenti, noi siamo bresciani e basta. Parliamo invece della donata, come sta andando? Benissimo, molto bene. Noi siamo arrivati stamattina. Organizzazione perfetta. Complimenti al Comune e all'amministrazione di Vicenza. Concorda anche lei, vedo? Concordissimo. Fino a quando qui a Vicenza? Noi forse stasera, rientriamo a casa, forse. Bene, complimenti e buona donata. Allora, vediamo un attimo qui un zampognaro abbiamo. Da dove arriva? Verona. Giri pure in camera. Vai Policella, da Verona, Zampogna e Molisana. Ci fa una suonata. Grazie, allora vediamo gli amici qui invece, da dove è arrivata? Da Verona. Da Verona, come il signore qua? Lago di Garda. Lago di Garda. Cosa si dice del Lago di Garda? Il Lago di Garda è un posto unico. Fatto l'alpino sul Lago di Garda? Tra Bardolino, l'alpino l'ho fatto in Alto Adige, ma comunque è una zona di alpini. Lago di Garda, Bardolino, confina con Val Policella. Allora, Bardolino e Amarone. Bene. Amarone, capito? Quindi siamo nella zona del vino. Solo che l'Amarone è conosciuto in tutto il mondo. Bardolino è un po' sotto. Ricordate che si beva bene, buono e sano. Si beve bene, guarda, se vieni sul Lago di Garda, Val Policella e Bardolino si beve, che è una meraviglia. Guarda. Perfetto. E solo che col Bardolino magari bevi 3-4 bicchieri, 6-4 bicchieri e stai bene. Col Val Policella quando ne bevi 1 o 2 comincia a girare. Normale, un cerchio alla testa, viene da dire. Ma di quello giusto, grazie. Allora, vediamo qua da dove arriva Courbayeur. Da fare. Venga qua, vediamo qua sezione Abruzzi, gruppo, eccoci qua, siamo in rigorosa diretta, buongiorno. Appena parlato lei, buongiorno anche lei, mi pare che ha appena parlato con me. No, lei non ha parlato. No. Allora, da dove arriva? Teramo. Presidenti Teramo. Certo, in che anno
fatto servizio? Io nell'85. Bene, si è divertito immagino. Sì, bene. E qua con i suoi amici come sta andando? Bene. Siamo buon punto. Buon punto, bene, complimenti, mantenere il punto, mi raccomando. Buongiorno, eccoci, ecco, Buongiorno. Da dove arriva? Da Vicenza. Contento? Contentissimo. Bellissimo. La mia prima volta, però veramente soddisfatto. Un attimo spostare perché c'è l'ambulanza in arrivo, probabilmente c'è qualcuno che avrà bisogno dei soccorsi, allora facciamo un attimo spazio e approfittiamo di questa momentanea pausa per ripassare la linea allo studio e sentire anche gli altri colleghi che sono presenti qui a Vicenza, che ci stanno raccontando minuto per minuto quello che accade in questa edizione 95 della Donata Nazionale. A voi studio. Grazie ad Omar Costantini, e noi la linea la giriamo in un'altra zona di Vicenza, Carlo Alberto Inghilleri. A te la linea, Carlo. Eccoci qua, Filippo. Allora, stiamo cantando qua. Ha messo su bottega la lirera, di tutto la vendeva, di tutto la vendeva. La mula de Parenzo la lirera, l'ha messo su bottega la lirera, di tutto la vendeva. Fora che il baccalà perché non m'ami più. Va di pubblicità. Se il mare fosse de Toccio la lirerà e i monti de Polenta la lirerà. Oi mamma che tocciate, oi mamma che tocciate. Se il mare fosse de Toccio la lirerà e i monti de Polenta la lirerà. Oi mamma che tocciate, polenta e baccalà perché non m'ami più. Da dove venite? Da dove venite? Piemonte! Piemonte, dove? Provincia di Torino, noi siamo un po' della sezione di Torino, abbiamo della sezione di Cuneo, di Saluzzo, in comitiva e via. Questo come si chiama questa canzone? Questa è di casa vostra, la mula de Parenzo! Oh, avete sentito? Avete sentito? E qua, come vedete... È quella che dice così, attenzione! Attenzione all'ultima strofa! Dedicata a me! La memorosa leveccia la tengo per riserva e quando spunta l'erba, e quando spunta l'erba, la memorosa leveccia la lirela la tengo per riserva e quando spunta l'erba la mando a pascolar perché non m'ami più. Avete visto? È festa vera, ci sono tante strofe, ma vogliamo farvi vedere qui come continua la festa, che ci sono in tanti, sono veramente in tanti, vedete qui. Da dove arrivate voi? Buongiorno. Da dove arrivate? Da Casteltesino? Casteltesino. Esatto, provincia di Trento. Trento. Da Trento. Allora, viaggio lungo, però Vicenza come vi ha accolti? Benissimo direi. Va bene? Meglio di così, va benissimo. Allora, viaggio lungo, quanti siete? Una comitiva grande? Una quarantina. Una quarantina, come siete arrivati? In treno, in pullman, chi in bicicletta. E chi in bicicletta? Certo. Però non tu. No, io no, in treno. Si vedeva. Da Pippa in seconda classe in treno. Si vedeva che sei uno che... Voglia di far festa, però la festa, ti prendi proprio il meglio. E oggi qual è il programma? Beh, si comincia così, però gli alpini vogliono la compagnia, vogliono portare avanti anche i valori alpini, no? Allegria, stare in compagnia insieme, allegria. Divertirsi, sì, qualche brindisi si fa,
però si fa sempre con grande responsabilità. Pomeriggio sul Monte Berico, andiamo sul Monte Berico. Si va a fare una gita sul Monte Berico. Alla Madonna di Monte Berico. Anche sì, assolutamente. Ecco, questo è lo spirito alpino che è bello raccontare. Ragazzi, buon divertimento, Cicin, evviva, saluto, grazie, buon divertimento, ciao. Avete visto, questo è lo spirito alpino che vi vogliamo raccontare, che continuiamo a raccontarvi, anche perché, signori, chiedo al bravissimo Simone Merlo, che è qui con me a lavorare dietro la telecamera, di mostrare la fiumana di gente che passa da Viale Roma. Qui poi domani ci sarà anche lo sfilamento, tanti saluti, tanti alpini, tanti giovani, tanti anziani, insomma tutte le generazioni, perché lo spirito alpino va al di là delle età, è uno spirito innato ed è uno spirito che qui a Vicenza in questi giorni vi raccontiamo in presa diretta, in tempo reale. Direi che per il momento è tutto, ci sono tante cose da raccontare in città, tanti altri quartieri, e allora passo la linea. Grazie a caro Alberto Inghilleri, veramente molto suggestive queste immagini che ci arrivano in diretta da Vicenza. Continueremo a raccontarvi la Dunata Nazionale degli Alpini in pieno svolgimento tra un istante, rimanete con noi. Nuovamente in diretta con Focus TG vi stiamo raccontando tutto ciò che sta capitando alla 95esima Dunata Nazionale degli Alpini in diretta. Adesso ci colleghiamo con Luisa Bertini. Buongiorno Luisa, dove ti trovi? Sì, buongiorno, siamo all'interno dell'ospedale da campo della Protezione Civile dell'ANA insieme al responsabile nazionale Sergio Rizzini, mi corregga se ho sbagliato il nome, e ci spieghi un po' come funziona, anche perché ha la particolarità di poter essere trasportato all'ospedale da campo. Sì. L'ospedale da campo, quello che noi abbiamo dispiegato qua a Vicenza, è una parte del nostro ospedale leggero, non abbiamo portato ovviamente il blocco operatorio. Il principio per il quale noi siamo qua è garantire la possibilità all'ospedale di Vicenza di, scusatemi giro di parole, garantire l'assistenza alla popolazione vicentina. Quindi noi siamo in aiuto, siamo un distaccamento, non a caso ci siamo messi esattamente dall'altra parte della città, in modo tale da alleggerire il carico di lavoro dell'ospedale. Oltre all'ospedale da campo, che ha una storia di 40 anni ormai, la sanità alpina, che è parte dell'Associazione Nazionale Alpini, è l'altra faccia della medaglia della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini, opera da 40 anni e ha operato in tutto il mondo. Noi siamo quelli che hanno realizzato l'ospedale in fiera a Bergamo durante il Covid in 7 giorni. Chi vi sta parlando è l'ideatore pazzo furioso che ha pensato questa cosa, ma oltre a questo abbiamo la parte ospedale, abbiamo la parte anche delle squadre sanitarie. Infatti in zona rossa stanno operando ormai già da ieri pomeriggio squadre appiedate che intervengono in una zona in cui è difficile raggiungimento da parte delle ambulanze per la concentrazione di persone. Sì, anche perché lo ricordiamo, qui a Vicenza la città è stata suddivisa in 3 aree, la zona rossa, la zona arancione, la zona gialla, e quella rossa praticamente è inibita alla gran parte della popolazione, tranne appunto i mezzi di emergenza e quello che è l'organizzazione. Sì, mezzi di emergenza che avranno difficoltà a transitare, credo, nella serata di stasera, che è la serata clou per la concentrazione e anche per le problematiche che possono generarsi. Però devo dire che anche in accordo col dottor Politi, il 118, con la direttrice generale dell'ospedale di Vicenza, che hanno dato davvero una grandissima disponibilità, stiamo operando come se fosse una grande squadra, perché l'obiettivo è garantire serenità e sicurezza a chi arriva a Vicenza e chi a Vicenza vive. Certo.
Ecco, allora noi la lasciamo andare a lavoro, ovviamente. Per ora ci dica soltanto una cosa: com'è la situazione? È sotto controllo? La situazione è sotto controllo, la situazione è abbastanza, diciamo così, normalmente operativa, ok? Abbiamo già avuto diversi accessi, questo significa che c'è una scelta strategica per far sì che appunto i servizi normali, standard ai cittadini vengano garantiti e noi diamo questo aiuto. Da ieri a mezzogiorno stiamo accogliendo pazienti che in autopresentazione o perché le portano un'ambulanza, sta partendo un'ambulanza che ha appena lasciato un paziente. I casi più gravi, una volta stabilizzati, vengono poi mandati in ospedale, ma sostanzialmente nulla di nuovo rispetto agli ultimi 10 anni di adunata che io ho visto. Ecco, quindi fondamentale tutta l'attività a supporto della riuscita poi di quello che è l'adunata, di quello che sono gli stand, di quello che è il normale, la convivialità delle persone. Ovviamente voi siete sempre presenti, immagino 24 ore su 24, per garantire supporto anche a quella che è l'operatività del SUAM. Io intanto ringrazio il nostro ospite e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, e noi la linea invece la giriamo a Lucio Zanato. Eccoci Lucio, dove sei? Mi sono spostato di 1 chilometro, perché? Perché quando raccontiamo questa donata degli alpini abbiamo deciso di raccontarla anche fuori dal centro, perché la festa non è solo nel cuore della città, l'abbiamo visto anche a Udine, l'abbiamo visto ovunque, la festa è anche nei quartieri, diventa un momento spontaneo. Ad esempio noi ci siamo fermati, fermo qui, mi raccomando, ecco, perché sennò loro partono subito a suonare, bisogna stare attenti perché sono veramente molto cariche. Però prima di suonare andiamo qui dai padroni di casa. Dove è Walter? Walter, vieni qua. Allora Walter, come si dice dalle nostre parti, si presenti. Mi presento, sono Walter Monesco, ho fatto l'alpino a Santo Stefano di Cadore nell'80 e ho partecipato all'organizzazione di questa kermesse qui ad Anconetta. Raccontiamo per tutto il Veneto che cos'è Anconetta, dov'è Anconetta? Anconetta è una frazione di Vicenza, a 1,2 km dal centro, però come vede è festoso da morire. Quanti alpini ci sono qui? Qui abbiamo 500 alpini, una gran parte sul campo sportivo e altre 2 zone che abbiamo qui vicino gestite da noi. Poi il comune ci ha dato anche 3 palestre da gestire oltretutto. Quindi ne abbiamo 600-700 da gestire noi. Qui abbiamo anche il segretario. Qui abbiamo il nostro segretario. Ma senta, ma i conti tornano? I conti tornano bene, con gli alpini i conti tornano sempre, non ci sono mai problemi. Ecco, logisticamente parlando, come vi siete organizzati qua? Cucine, cose, camper? Fortunatamente abbiamo la zona qui della parrocchia che ci ha messo a disposizione le strutture fisse, quindi strutture fisse. Poi gli alpini sono organizzati loro, hanno fatto la loro planimetria, sono portati le loro tende, sono portati tutto, quindi nessun problema per l'organizzazione assolutamente. E soprattutto condivisione, cioè condivisione. Voglio dire, quando... Hai visto che siamo tutti amici qui adesso? Sì, no, voglio dire, ma anche la parrocchia, avete bussato dicendo vorremmo venire qui e subito vi hanno aperto le porte? Immediatamente, perché non c'è stato nessun problema assolutamente. Gli alpini aprono sempre le porte, giusto? Si pensi che 4 dormono addirittura in parrocchia vero e proprio. Ci sono gli autisti che dormono nella camera del parroco. Vabbè, mi sembra devo dire, sono quasi in odore di santità, però vengo qui perché abbiamo anche la rappresentanza di Pinerolo, dopo andiamo anche agli altri. Allora intanto si presenti, come si dice. Mauro Buttidiero, sono presidente della sezione di Pinerolo. Siamo qui e siamo stati ospitati in modo speciale da loro, poi gli alpini ovunque siano hanno la capacità di stare insieme agli altri, ma con noi c'è un amico che arriva dal gruppo Ungheria. Adesso arrivo dal gruppo Ungheria, perché io prima devo chiedere 2 cose, però diceva Nicoletta, mettiamoci di qua perché siamo un po' in controluce, giusto Nico? Eccoci qua, dopo arrivo e ne abbiamo qui da raccontare. Allora, lei aveva fatto un'esperienza particolare, ce la vuole raccontare? Allora, io ho fatto un'esperienza, quella del militare, mi ha portato nella NATO a stare in giro per il mondo. Quando gli alpini tornavano dal periodo di leva, arrivavi a casa, arrivava il capogruppo e diceva questa è la tessera, lì ci sono i piatti da lavare. e l'ingresso di ognuno nell'ANA, e devo dire, io ho avuto la fortuna di dover fare l'alpino e di arrivare a casa che qualcuno mi ha parlato dell'ANA. Poi nell'ANA ho fatto tante cose con i giovani, con lo sport, ho avuto la fortuna e anche l'orgoglio di fare il vicepresidente nazionale e oggi sono qui insieme ai miei alpini, insieme
agli amici di Pordenone e a tutti gli altri che ci sono qua. Ecco, io però volevo chiedere questo, avendo fatto l'esperienza nella NATO, quindi avendo girato diversi scenari, quando si porta questo cappello in giro per il mondo con le altre forze d'arma, come ci si sente e soprattutto come ti vedono? Allora, noi eravamo ancora alpini di leva e ci confrontavamo con i professionisti degli altri eserciti per la maggior parte, ma abbiamo sempre fatto la nostra parte bene, riuscendo a fare professionalmente quello che c'era da fare. Poi si creano dei rapporti, il cappello alpino è una cosa particolare anche semplicemente alla vista degli eserciti stranieri. No, c'erano i parabelgi che avevano il loro basco con una pennina piccola, ma quando vedevano i nostri cappelli sicuramente si trovavano un po' in difficoltà. E poi professionalmente gli alpini hanno fatto nella storia molto bene il loro lavoro, sia in armi ma lo hanno fatto anche nell'associazione alpini. Ecco, io volevo chiedere questo, tornando indietro, dovendo scegliere, visto che l'ha fatto di leva, tornerebbe a fare l'alpino e soprattutto l'artigliere alpino? Allora, credo che il 90% di chi ha fatto il servizio obbligatorio, quando doveva partire non aveva voglia di farlo. Preferivamo tutti stare a casa con l'amorosa, c'era chi aveva già il lavoro, eccetera. E quando siamo tornati a casa siamo tornati tutti con le lacrime, perché si creano dei rapporti nelle difficoltà. Gli alpini si danno una mano, cioè si imparava a stare con persone che non avevamo mai visto prima, che arrivavano da luoghi diversi, che avevano estrazioni sociali completamente diverse, perché c'era il medico, il dottore e c'era l'agricoltore, e sono tutti allo stesso livello. La Naja serviva anche un po' per questo, soprattutto a loro. Tanti andavano via per la prima volta di casa. C'era quello che era un po' più sveglio e la Naja serviva per abbassargli un po' le ali, e c'era quello che era un po' più imbranato e gli serviva per svegliarsi, e quindi ha portato un allineamento di persone, e soprattutto ha imparato che come si va in montagna si va in cordata. Da solo le cose sono più difficili da fare. Se io ho qualcuno a cui posso chiedere di darmi una mano, le cose si fanno meglio. Vedo che ha fatto cordata, ma deve aver fatto anche delle marce essendo artiglieria da montagna. Ho fatto anche le marce, poi noi nella NATO portavamo gli obici già con gli elicotteri, perché all'estero avevamo gli elicotteri, ma gli alpini portavano gli obici sui muli, no? Portavano il blocco di culatta che pesava 100 kg e lo caricavano sui muli. E l'obice che c'era allora è ritornato adesso nell'esercito perché era 105-14. È tornato nell'esercito perché è quello più funzionale, quello che si può portare ovunque, che è indistruttibile. Viene diviso per 12, viene montato su 12 muli. Sa che gli artiglieri sono gli artiglieri. Che corso? No, io ero nell'88, quindi primo 88. Io invece sono al 109esimo corso, l'ho fatto a Bracciano il corso. Sì, perché a Bracciano c'era la scuola di artiglieria. Esatto. A Bracciano c'era la scuola di artiglieria. Va bene, adesso cominciamo ad andare nei ricordi e scivoliamo nei ricordi. Perché ognuno poi ha le cose personali. Perché comunque l'idea di non lasciare mai indietro nessuno matura lì. Se posso rubare 2 minuti, no, volevo raccontare del discorso dell'Ungheria, perché... Dov'è? Ivano! Sì, ecco qua. Un giorno arriva in sezione una mia amica e mi dice: Mauro, senti, questa è una responsabile degli orfanotrofi in tutto il mondo, e mi dice: Mauro, senti, siamo riusciti a far scappare dei bambini dall'orfanotrofio di Odessa, ho bisogno che mi dai una mano per andarli a prendere. Allora io avevo quei ragazzi lì, no? In sezione in quel momento lì, e gli ho detto: noi dovremmo fare questa cosa qua, è una cosa che gli alpini devono fare, no? Al di là del fatto che non c'erano i permessi, non si poteva fare. Allora mi dice: io domani mattina prendo le ferie e posso passare, posso partire. Un altro dice la stessa cosa. Abbiamo affittato dei pulmini, siamo andati sul confine, passando sui Carpazi, facendo delle cose molto particolari. Abbiamo preso i bambini che abbiamo riportato in Italia, che adesso sono a Pinerolo ormai da 3 anni, e queste bambine crescono insieme anche agli alpini, perché noi continuiamo a stare insieme a loro. Ma la cosa particolare è che tornando dal confine siamo passati a Budapest, nel gruppo Ungheria. Non solo tornando, anche andando. Buongiorno a tutti. Sì, è stata una bellissima esperienza, è stata quello che ci lega poi, che continua a legarci da ormai da tanti anni, ed è questo ti chiamo, ho bisogno, e tu mi dici, ti rispondo, sì. Comandi, e quindi noi ci siamo messi a disposizione di questa iniziativa, che è stata fantastica, perché poi, per quel che si dica,
sì, vai a prendere qualcuno che arriva dall'Ucraina, ma per che scopo? Perché erano dei bambini che hanno perso tutto, li abbiamo portati tramite la sezione di Pinerolo con l'aiuto dei ragazzi e stanno mettendo piede, stanno mettendo radici e si stanno involando, perché qualcuno, per quanto so, è già su in Germania. Allora, lo spirito. Poi con loro c'è un rapporto particolare, perché uno degli autisti è suo fratello, lui è partito e vive oggi in Ungheria, e in Ungheria c'è il gruppo degli alpini, quindi c'è un collegamento particolare. Poi noi stiamo spesso insieme, ma questa è stata la dimostrazione, quello che esattamente diceva lui, cioè c'è bisogno di una cosa, siamo a disposizione. Grazie. Bene, allora io vi devo ringraziare, soprattutto adesso ci dobbiamo spostare perché è il momento musicale. Ci chiedono la abbiamo linea detto dal ponte, facciamo sentire un brano Bassano, e questo brano ce lo presenta il maestro della banda di Bagnarola, di Sesto Regana. Ecco, e che brano che canteremo e sentiremo? Beh, è un inno che unisce tutta l'Italia, il 33. E allora sentiamolo e sentiamolo anche cantato. Prego maestro. Eccoci, allora abbiamo visto le immagini da Vicenza, continuiamo a vederle naturalmente in diretta, però ci spostiamo subito sul Ponte Vecchio di Bassano dove c'è per noi Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Rieccoci Filippo, un saluto di nuovo a tutti i nostri telespettatori. Come potete vedere l'abbraccio degli alpini è quanto mai caloroso. Sentite che entusiasmo, qui abbiamo la sezione Valsusa, poi c'è Como, insomma alpini che vengono da tutta Italia e che adesso non possono non intonarci un coro tutti quanti insieme, poi dopo li ascolteremo e racconteremo un po' le loro storie, però prima il coro, anche perché si sono scaldati abbastanza finora, quindi direi di partire. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano, noi ci daremo la mano per un bacino d'amore, un bacino d'amore, un bacino d'amore. Insomma, cosa meglio di questo coro sul ponte di Bassano? Da dove venite? Noi siamo del Sudafrica. Non si sembrerà, ma siamo... Non sembra, ma arriviamo dal Sudafrica. Oggi a Bassano, domani a Vicenza. Domani a Vicenza. Siamo già a Vicenza, siamo venuti su questo ponte, non si poteva venire su questo, non venire su questo ponte. Dal Sudafrica, adesso Valsusa? Sì, noi siamo il gruppo di Susa e arriviamo da Val di Susa. Che emozioni per questa adunata in Veneto, la 95esima adunata, manca poco alla 100esima. Certo, mancano 5 anni, se la matematica non è un'opinione. No, è sempre bellissimo venire in queste zone, poi qui la cosa è veramente sentita rispetto ad altri posti dove abbiamo fatto l'adunata ovviamente. Che cosa prova, insomma, di adunate ne avrà fatta più di una, Senz'altro, e sono contentissimo di ritornare qua perché è praticamente il paese dei miei genitori e allora vengo volentieri dalla Val di Susa, comunque sono contentissimo, viva gli alpini! Viva gli alpini, eccoci qua con il gruppo Venaus. Allora, emozioni di questa giornata, intanto oggi qui a Bassano il pienone, c'è davvero un'invasione di penne nere. Sembra quasi che sia qua l'adunata, però è sempre bello tornare, io ho fatto il giuramento qua 40 e passati anni fa, quindi è sempre un'emozione tornare, quindi viva gli alpini e viva l'adunata.
Viva gli alpini, viva la Dunata. Adesso tanti gruppi si stanno spostando per pranzare, per fare merenda, per rifocillarsi, perché la giornata, Filippo, è ancora lunga e noi chiaramente ve la racconteremo. Certo, senz'altro, grazie Alex Giuliano in diretta dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Noi invece torniamo a Vicenza e andiamo da Ferdinando Garavello. Eccoci, Ferdinando, dove sei? No, c'è anche il sindaco. Allora, noi siamo venuti a vedere una meraviglia di questa dunata. Finché loro si preparano, chiediamo al nostro cuciniere di farci vedere cosa c'è qua dentro ed Edoardo ce la fa vedere. Da spendere. Dopo facciamo i conti, è un segreto. Noi siamo stati guidati in questa escursione fra i campi dai profumi che arrivano dai vari accampamenti, dai vari gruppi, e questa è decisamente una delle cose più interessanti che abbiamo visto, anche perché stanno utilizzando le braci, ma poi che sono in un'altra parte. Ma prima di andare alla cucina ce li facciamo presentare. Chi è che parla, ragazzi? Mirko, da dove siete? Presentatevi. Noi siamo dalla Val Camonica e siamo arrivati come ogni anno, sempre, veniamo a tutte le adunate, e quest'anno abbiamo deciso di fare uno spiedo perché per noi dalla valle è una specialità. Siamo in tanti e cerchiamo di portare ogni anno alla dunata qualcosa di nostro e siamo contenti e ci troviamo bene. Scusi se la interrompo, però lo un attimo. è fatto anche per festeggiare i 50 anni del nostro compagno. Appunto, collega. diceva di portare qualcosa di nuovo il mio amico, e quindi i miei 50 anni, fortunatamente. Insomma, festeggiare 50 anni alla dunata, una delle adunate che sembra per essere una delle più importanti, perché i numeri di Vicenza sono davvero forti, è una bella emozione, dai. Esatto, sì, io sono contentissimo, soprattutto per festeggiare con i miei amici, insomma, quindi grazie a tutti. Se volete non venite qua perché non ce n'è per nessuno. Ah, non è vero, li conosciamo, gli alpini sono sempre generosissimi, ci hanno già chiesto 10 volte di fermarci, noi che siamo ligi al dovere invece andremo avanti poi nel racconto. Però torno a chiedervi, come vi è sembrata Vicenza? Vi è piaciuta? L'avete già visitata? La conoscevate? Sì, Vicenza è una bella cittadina, è un po' piccola per le adunate, però ci sta prestando effettivamente molto bene. La stiamo scoprendo adesso e ci piace, cioè vogliamo visitarla e vediamo come va. Però bellissimo, assolutamente. Anche perché l'anno prossimo si torna in zona... L'anno prossimo sarà a Biella e sarà ancora più piccola. E ogni anno noi ci adattiamo in quello che serve. Noi siamo gli alpini, quindi cerchiamo di adattarci a tutto. Che voi vi adattiate è fuori di dubbio, perché basta vedere come vi siete messi giù qui, è tutto veramente fantastico. Prima di lasciarvi però chiederei all'addetto allo spiedo di riservarci un minuto, perché ci hanno detto che questo è lo spiedo bresciano, alla bresciana, e allora noi che abbiamo sempre la nostra finestra dedicata alla cucina nella nostra programmazione, dedichiamo anche oggi un minuto per spiegare che cos'è lo spiedo alla bresciana. È vero, questo è uno spiedo alla bresciana che però è più tipico della bassa bresciana, Val Trompia, Val Sabbia. Noi della Val Camonica non è proprio nostro tipico, diciamo che essendo bresciani l'abbiamo un po' rubato. Ci piace fare lo spiedo perché è un momento di convivialità, siamo tutti seduti, la cosa bella per la cottura è anche stare tutti insieme, il calice di bianco, e la cottura esce meglio. Dovete capire che noi ci siamo svegliati questa mattina alle 6 per accendere il fuoco, per poter alimentare il nostro spiedo con delle braci di frassino che noi con le nostre mani abbiamo tagliato, cioè è tutta roba nostra, la carne è nostra, le braci sono nostre, è tutto chilometro zero. Abbiamo una cottura che dura circa 6-7 ore e la particolarità è proprio la bassa temperatura. Siamo partiti dai 60-70 gradi per le prime ore, abbiamo fatto spurgare la carne e poi abbiamo iniziato a bagnarla con del burro fuso. Il burro fuso a cosa serve? Serve praticamente durante la cottura a fare in modo che la carne non bruci
la mantiene morbida all'interno, quindi abbiamo fatto 5 ore questo procedimento. Adesso ho esaurito il burro, ecco qua, vi faccio vedere l'intingolo. Questo è l'intingolo che verrà servito con la polenta, che serve per appunto ammorbidire la polenta e mangiare lo spiedo. Ecco, Cristian. Vi facciamo vedere la polenta e possiamo assicurarvi che non è polenta istantanea di quella da 5 minuti, perché 45 minuti questa è la vera polenta che gira col suo paiolo come deve essere. Siamo alle fasi finali, abbiamo finito col burro, l'abbiamo lavato, scusatemi il termine, si chiama lavatura perché finito col burro l'abbiamo lavato si possono usare diverse cose. Noi oggi abbiamo usato la vodka perché volevamo dargli un gusto un po' più dolce. Adesso facciamo ancora un'oretta a circa 120-125 gradi. Adesso controllo un attimo il termometro perché siamo a 128, cioè abbiamo sbagliato di cosa 3 gradi perché ci vuole la professionalità per queste cose. Quando il signor Cristian è pronto con la polenta, serviamo, mangiamo, ci ubriachiamo e andiamo in centro. Ecco, questo è il programma della giornata. L'importante è stare assieme, fare festa. Poi noi sappiamo che domani mattina loro, all'ora in cui devono sfilare, domani pomeriggio, all'ora che dovranno sfilare, saranno pronti, belli inquadrati, precisi, e andrà tutto bene come sempre. Noi a questo punto lasciamo loro a fare lo spiedo, la polenta ovviamente, e noi andiamo alla ricerca di altre cose da raccontare e vi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Garavello e ai suoi ospiti. Noi la linea la giriamo a Omar Costantini. A te, Omar. Eccoci di nuovo in diretta da Corso Palladio per continuare a raccontarvi minuto per minuto quello che accade qui a Vicenza, la Dunata 2024. Andiamo a sentire alpini e non. Buongiorno signora, da dove arriva? A Vicenza. Ecco, lei non ha fatto l'alpino, immagino, però si sta divertendo. Sì, mi sto divertendo, soprattutto sto apprezzando come si comportano anche proprio da veri alpini, come nella nostra memoria, anche se non è stata una memoria creata dal vissuto, ma rimane, no? Questa idea dell'alpino che aiuta, che è disponibile, che ha fatto il suo dovere, e oggi mi sembra, finora almeno, che sia una bella festa veramente, anche con questo rispetto di dove sono, e questo unisce ancora di più. Questo aiuta a creare una parola che abbiamo dimenticato, creare patria nel vero senso, e non è la patria qualcosa che esclude un'apertura anche verso tutto il resto del mondo e l'Europa, e ne abbiamo tanto bisogno, no? Di questa apertura e consapevolezza che la pace è più importante della guerra e si arriva più lontano. Bene, buona donata signora, anche se qui a Vicenza. No, è stata complimenti, anzi, buondì. Buongiorno. Allora, da dove arriva? Lombardia. Lombardia. Milano. Si sta divertendo? Come no? Noi siamo tutti un po' un mix, pavesi, abruzzesi. Infatti domani sfiliamo nella sezione Abruzzi, abbiamo lo striscione di Dognocchi, siamo la 62esima compagnia del battaglione alpini di Bassano. Si sta divertendo, immagino. Molto bella Vicenza, bella accoglienza, bella città, monumenti storici, tutto. Bel mix, grazie mille. Vediamo questi due signori qua. Bondi, da dove arriva? Io a Treviso, vado a Biadene. Vado a Biadene, sta divertendo? Sì, molto. Signore? Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, bene. Collo della battaglia. Dove ha fatto servizio? Ha chiuso a forte a Tolmezzo. Si è divertito in Friuli? Sì. È stata una bella esperienza ai nostri tempi, dai. Veramente ci è piaciuta. Sì. Come sta andando questa Dunata? Bene, vedo che si corre, sì, non c'è male, no? Abbiamo avuto belle gioie e anche dolori, perché Mario era partito con la fidanzata, arrivavo a casa e dopo, quando sono tornato in licenza, mi ha piantato, allora la disperazione. Però comunque ha già cambiato. Sì. Allora,
Dopo avevo cambiato e ho comprato un'altra. Più giovane anche addirittura. Lei cosa dice? Ma io sono soddisfatto, dai, anche della mia propria vita, dai. È stata una bella esperienza fare il servizio militare. Deve da riattivare in chiave moderna. Sì, per un buon insegnamento ai giovani che è importante. E poi un po' di rispetto per tutta la gente, per tutti. Abbiamo perso questi valori qua, abbiamo persi. I giovani non ne hanno più rispetto. Buona donata. Grazie a voi, buona giornata. Noi salutiamo gli amici di Vittorio Veneto e di Valdo Biadene. Bene, allora. Ho osservato il minuto 4. Bene, sono contento. Allora andiamo a sentire il signore qua. Buondì, da dove arriva? Buongiorno, Torino. Torino, si sta divertendo, bella giornata. Bello, bella gente, bel posto, molto bello. Organizzata bene. Dove ha svolto servizio lei? A Pinerolo, Caserma Berardi, Brigata Alpina Taurinense. Bei tempi, eh? Bei tempi sì, non 87. Peccato che adesso non lo fanno più la naia qua, peccato veramente. Consiglierebbe magari una riattivazione in chiave moderna? Sì, magari non un anno, a 6 mesi li farei fare tutti, perché serve. Allora buona donata. Grazie. Bene, andiamo a sentire anche altre persone. Buondì, da dove arriva? Beh, sempre qua da zona. Da zona, quella giusta no? Sì. Cosa dice? Se ben? Bene, tutto bene. Bene. Ha fatto il militare lei? Sì. Alpino, no? Sì. La vedo molto convinta. Fatto il carabiniere. Ah beh, complimenti, siamo colleghi allora. Grazie. Bene, allora vediamo l'alpina qua, l'alpina. Ah no, aspetta, che se no. Ecco qua un'altra alpina. Buondì signora, buondì. Allora, dove ha fatto servizio? Sì, esatto, tutti i giorni a casa. Sì. È brava come Bravissima. Se lo dice lei siamo sicuri. Buondì, buongiorno, da dove arriva? Como, Val d'Intelvi. Dove ha fatto il servizio militare? A Scuola Militare Alpina, Vipiteno e Merano. 15 mesi. Nei tempi, avevo 60 anni in meno, per cui... serviva, Beh, capita. Ci vorrebbe un po' di naia, ma di quella che dico io. Sì. Grazie. Prego. Allora facciamo ancora l'ultimo giro, vediamo qua. Buondì, buongiorno, da dove arriva? Da in fondo. Da là in fondo? Bene, complimenti. Allora vediamo qua l'ultimo giro, poi ripassiamo la linea allo studio. Buondì, da dove arrivate? Buongiorno, dalla provincia di Cuneo. Dalla zona delle Langhe. È una bella giornata, 3 giorni da vivere, tutta ad un fiato. Bellissimi, sempre così, tutte le adunate così, bellissime. Conferma anche lei, vero? Confermo, un bel posto accogliente, una bella città, monumenti. Gente stupenda, gente veramente accogliente. Da riproporre a Vicenza. Assolutamente sì, volentieri. Sì. Tutto il Veneto comunque. Ci vediamo. Però vi aspettiamo il prossimo anno in Piemonte, a Biella. Prossimo anno a Biella. Grazie ai nostri amici del Piemonte e per il momento dal corso Palladio è tutto. Noi abbiamo fatto 100 metri, non di più, e ripassiamo la linea allo studio. Grazie a Omar Costantini. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG vi stiamo raccontando tutto ciò che sta accadendo a Vicenza, dove in pieno svolgimento la 95esima Adunata Nazionale degli Alpini, grazie ai nostri collegamenti un po' da tutta la città e anche da Bassano del Grappa. Adesso ci colleghiamo con Ferdinando Garavello. Ferdinando, dove sei? Vediamo un ponte di Bassano. Sembrerebbe da queste immagini il ponte, in realtà è solo un'immagine del ponte di Bassano, perché qui giochiamo in casa, sezione Montegrappa, Alpini di Ramon, con il capogruppo, il signor Munegato, che ci mostra questo accampamento veramente a regola d'arte. Benvenuti, grazie a tutti, a nome del gruppo Alpini Ramon. Non so come dire grazie veramente, intanto all'ospitalità qua di Vicenza, ci hanno dato la possibilità di passare 2 o 3 giorni in compagnia con tanti amici, perché il gruppo di Ramon ospita vari gruppi, il gruppo di Fortessa, il gruppo di Vipiteno, i soldati in armi di Vipiteno, il gruppo di Aquila, Benevento e Valpolicella, Verona. Ecco. Siamo ancora con la tradizione vecchia di una volta, perché noi avevamo ancora l'accampamento con i brande
della caserma Montegrappa, che vorrei anche far vedere. Andiamo a vederle con le immagini di Edoardo. Entriamo prima noi, venga, siamo a casa vostra ma ci accomodiamo. Allora, giusto il tempo di acclimatarci con il cambio di luce. Allora, ci mostri, ci spieghi questo accampamento, queste brande. Ecco, queste sono le brande proprio che si viveva una volta in caserma, brande a Casteo si dice. Queste sono le brande a Casteo dove si dormiva in 2 persone e dopo si doveva fare a sera e metterle tutto a posto per la mattina. Proprio le brande della caserma Montegrappa, una roba storica che noi continuiamo a portare avanti, perché queste sono belle cose. Stare insieme, passare 2 o 3 giorni, ma soprattutto per ricordare quei nostri soldati che hanno lasciato le loro case, hanno lasciato il paese, hanno lasciato Maria l'Amorosa, la moglie, e sono andati in guerra e forse non sono più tornati. Questa è la storia, questa è la donata, queste sono quei forti valori che hanno gli alpini, che hanno dentro, che DNA suo per trasmettere e portare avanti ancora, ma soprattutto ai giovani, alle scuole, a far capire che gli alpini sono veramente un esempio per tutti e ci vogliamo tanto bene, ecco, vogliamo. C'è da dire effettivamente che negli accampamenti che abbiamo visto questa mattina non c'è una carta fuori posto, tutto perfetto, tutte persone disponibilissime, ma io le chiedo una cosa, perché queste sono davvero le brande che erano alla Montegrappa. Quindi questo è un reperto storico a tutti gli effetti. Queste sono le brande della caserma Montegrappa, perché ricordiamo, aperta in questi giorni la caserma Montegrappa, e ci dicono i colleghi di Bassano che sono tantissime le persone che stanno andando a visitarla, ci chiedono informazioni. Andiamo avanti perché qui abbiamo creato un po' di scompiglio. Comunque ricordiamo un reperto storico, le brande della caserma Montegrappa. Adesso Edoardo vieni con noi, torniamo. Allora, usciamo, allora salutiamo il signore che sta facendo da mangiare lei, dopo veniamo là. Qual è il menù di oggi? Pasta alla matriciana e dopo abbiamo delle cotolette di tacchino. Benissimo. Con la verdura. Un menù non proprio alpino, se vogliamo dirla così, però ce lo facciamo bastare, come si suol dire. Allora, immagino che il signore volesse dimostrare che eravamo in diretta, abbiamo dimostrato di essere in diretta. Mi hanno chiamato perché mi volevano vedere. Grazie, allora, comunque. Grazie a lei. Andiamo avanti a far vedere questo accampamento. C'erano incredibile le brande della caserma Montegrappa, per chi c'è stato, un'emozione fortissima. Allora, qui stiamo distribuendo il rancio, se così si può dire. Qui giochiamo in casa, ci pare di capire. Sì, pasta alla matriciana oggi, buonissima. Allora, entriamo a vedere tutti pronti a mangiare, tutti col cappello. Facciamo un saluto qua, Siamo in diretta su Rete Veneta, scusate se vi disturbiamo durante il vostro pranzo. Complimenti per questo accampamento veramente fantastico. C'è qualcuno che ci vuole dire qualcosa su questa donata che state vivendo? Ma il signore stava mangiando. Allora. Alberti, un storico. Benissimo. Non so se con la cassa qui vicino forse ci spostiamo o avanti o indietro. Allora abbassano loro. Grazie, gentilissimi. Allora, la donata importantissima quella di quest'anno, perché si vede già dai numeri, si vede dall'afflusso. Dicevamo prima che la stessa Bassano è presa d'assalto, l'altopiano è pieno di alpini, c'è un affetto incredibile per questi giorni. Ok. Allora, certamente questo è vero, perché anche nei giorni scorsi ho osservato che qui a Vicenza si stavano preparando alla grande, perché Vicenza e la sua provincia ha avuto una storia non solo per gli alpini, ma ricordiamo anche durante la Prima Guerra Mondiale, quando il fronte degli altipiani, provincia di Vicenza, è stato in prima linea per 41 mesi. E i comuni a sud di Vicenza hanno ospitato anche i profughi degli altipiani quando sono scesi dopo l'offensiva austriaca del 16, e quindi c'è questo grande legame con soprattutto gli alpini e la nostra terra. Quindi ho visto veramente un grande entusiasmo, e si sono preparati alla grande per accoglierci bene.
Per quanto riguarda questo gruppo, io oggi sono ospite del gruppo alpini di Ramon, che da sempre con il nostro capogruppo Renato Monegato organizziamo le trasferte, e dobbiamo dire che questi momenti sono anche momenti importanti per la convivialità. Quando si fanno le adunate sarebbe più pratico, più comodo andare in albergo, in ristorante, però questi sono i veri momenti che legano la fraternità alpina. Ecco, si è visto effettivamente. Intanto vogliamo dire ai signori e alle signore di sala: continuate a mangiare, che si fredda, è un peccato, quindi per carità, la diretta va avanti comunque. Quindi c'è da dire che in altre adunate nazionali, anche di recente, si erano visti pochi campi, magari tanti alberghi pieni. Qui invece a Vicenza tanti alberghi pieni e tantissimi accampamenti, uno più bello dell'altro, perché veniamo da un gruppo di Biella che sarà il prossimo a organizzare, che sono là, che sono già contenti. Abbiamo incontrato la Val Camonica poco fa, c'è proprio tutta l'Italia rappresentata in pochi chilometri. Sì, questo è vero, e noi ad esempio abbiamo già fatto i contatti appunto con Biella, che l'anno prossimo organizzerà la Dunata. Da un punto di vista logistico sono sicuramente svantaggiati rispetto a Vicenza perché hanno meno collegamenti. Ciò non toglie che anche loro stanno preparando alla grande, e comunque io devo dire, lo sottolineo per l'ennesima volta, grazie a Vicenza, alla città di Vicenza, grazie ai vicentini, perché veramente ci hanno accolto alla grande. Se mi permetti, chiudiamo sì con il capogruppo. Volevo salutare il capogruppo di Fortesa, Gianni, e con i suoi amici da Bolzano. Un attimo, ecco. Allora andiamo a salutare anche gli amici Alto Attesini. No, stia, veniamo noi, c'è la pasta ancora nel piatto, siamo venuti a disturbare proprio. No, non ci sono problemi. L'unica cosa che posso dire è ringraziare il gruppo di Ramon, Renato, perché veramente è un alpino vero, sano e forte. A parte noi che siamo un gruppo piccolino, però speriamo che lui tiri avanti, che sia una persona come desidero io. E lui è un alpino vero. E sicuramente c'ha la cosa di avere una famiglia grande, perché senza una famiglia grande non vai avanti. Grazie di tutto. Grazie. Allora, una famiglia grande è anche quella degli alpini. Noi abbiamo un minuto giusto ancora, un vecchio alpino che disturbiamo. Li abbiamo disturbati tutti ormai, che sta mangiando, veramente siamo un alpino da Tiene. L'emozione di una dunata ancora. Buongiorno. Io sono collegato con Ramon de Noria perché ho condiviso con il gruppo del Ramon de Noria volontariato in tutta Italia. Io sono stato 40 volte in Russia e abbiamo poi partecipato a molte attività di volontariato in Bassa Italia, dove non c'era niente, c'erano solo gli alpini. E gli alpini? Che facevano loro dovere. Allora, la lascio. Noi dobbiamo tagliare, li torniamo fra poco, saremo ancora qui perché abbiamo altri ospiti da salutare, ormai facciamo base qui, torniamo fra poco ma cediamo la linea ancora a Rete Veneta. Grazie a Ferdinando Garavello in collegamento in diretta da Vicenza. Dunque, Focus TG termina qui, però non cambiate canale, rimanete sintonizzati su Rete Veneta perché tra pochi istanti riprenderemo a raccontarvi ogni dettaglio della Dunata Nazionale degli Alpini fino a questa sera, tra poco.